Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, buongiorno, buon giovedì, io sono Maria e questo è l'appuntamento con l'oroscopo insieme a Radio.0. Oggi numero tondo, 10 novembre, noi siamo pronti a tuffarci in tutte le novità di questa seconda metà della settimana, in particolare di questo giovedì. Partiamo subito con i nostri Ariete. Buona giornata per voi in compagnia della Luna amica, siete nello spirito giusto per accogliere eventuali proposte ed entrare in contatto con ambienti nuovi. Tutto a cuor leggero naturalmente, arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un bel aperitivo, per una bella festicciola, magari anche perché no, con i colleghi. Toro, voi avete qualche problemino con il partner, lei vorrebbe un chiarimento ma voi non siete disposti al dialogo, preferite il silenzio per non correre il rischio di ingigantire i problemi, siete quelli che è meglio prevenire che poi, ma in questo caso magari è meglio parlare un po'. Shopping compensativo quindi, invogliati dalle offerte che sappiamo al momento catturano l'attenzione, finite per intasare il vostro guardaroba, così come anche casa, di cose non così utili, ecco, mettiamola così. E siamo dai nostri gemelli, disinvolta e chiacchierona per voi la luna in transito nel vostro segno, promette incontri, occasioni e anche contatti a tutta forza, serenità quindi su tutti i fronti. Oggi potete tirare un sospiro di sollievo, anche se un pizzico di dispersività va messo in conto sempre. Ormai vi conosciamo, fa parte del vostro personaggio poliedrico e leggero che ci piace vedere in tutte le sue sfumature. Cancro, a lui o lei volete veramente un bene dell'anima, un sentimento veramente molto grande, ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato vi smonta un po', smonta questa passione insinuando nella vostra mente dubbi e interrogativi che non vi fanno molto bene. A preoccuparvi non è l'ipotesi di un terzo incomodo, ma i dubbi sulla compatibilità dei vostri caratteri, è questo che non vi lascia dormire sonni tranquilli. Leone, voi siete scaltri, invece l'abilità sta nel crearvi intorno a una rete di collaboratori che vi diano un manforte dove non arrivate con le vostre sole forze. Ormai l'avete costruita, vi piace lavorare di squadra quando ce n'è bisogno. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi, tranquilli. Vergine, siamo da voi e rispetto alle aspettative professionali c'è ancora un po' di strada da compiere. Siete sempre molto esigenti ma anche il sistema lo è, quindi bisogna procedere passo passo. Un po' di possessività nei rapporti per voi, avete bisogno di conferme mentre il partner appare distratto, un po' con il naso all'insù, ma dovete capirlo. Bilancia, giornata dal clima sereno di collaborazione in cui saprete giocare bene le vostre carte, quelle che avete nascoste senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Vivacità e leggerezza poi saranno molto utili, delle fidate compagne che vi aiuteranno a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro e a vivere un po' più tranquilli. Scorpione, blackout per voi nella comunicazione in famiglia questa volta, con Mercurio nel segno che quadra a Saturno. Occhio quindi ai toni perché non è alzando la voce che vi capirete meglio, non è la strada giusta. Lasciate parlare il sentimento, questo è il nostro consiglio. Una carezza, un gesto affettuoso esprimono molte volte più di tante parole e oggi lo faranno davvero. Sagittario, oggi per voi ad accompagnarvi c'è l'opposizione lunare, quindi si prevede già da queste prime ore una giornata tutta in salita, fantastico, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manderà in crisi più di tanto, non preoccupatevi, avete sempre infatti un porto sicuro dove rifugiarvi per recuperare la gioia di vivere il vostro equilibrio, tenetevelo ben stretto. Capricorno, voi finalmente vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento su razionalità e sull'efficienza, da sempre vostra fedele compagna, non lasciatela. Un gesto affettuoso, una parola gentile invece sono sufficienti a far felice la persona che avete accanto, procedete. Acquario, giornata di lavoro per voi con varie prove da superare, lo sappiamo, è una settimana un po' complicata, giornate che bisogna cercare di vivere così, momento, attimo per attimo. In mente solo una mini vacanza, magari anche solo sognandola, che vi aiuti a distrarre un po' il pensiero, a liberare il cervello. Qualche progetto ambizioso lo avete chiuso nel cassetto, forse anche un po' troppo ambizioso, è meglio tenerlo in caldo in vista di giornate di tempi migliori, vi aiuteranno ad esprimervi al meglio. Chiudiamo ancora con i nostri pesci che oggi dovranno agire di velocità. Imprevisto lampo infatti da gestire senza esitazioni. O la va o la spacca, amici. Potete contare sul vostro intuito e sulla creatività. Quella non vi tradisce mai. La vostra accentuata sensibilità invece oggi registra ogni minima variazione, sia nel bene che nel male. Vedremo come andrà. E tutto quindi anche per oggi dall'oroscopo. Le novità si chiudono qui, ma ritorniamo domani mattina solo per voi. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0